Schivo, a tratti introverso, ama raccontarsi ma più spesso farsi raccontare. Incontra, al Teatro dell'Erso a Cagliari, gli universitari locali, affascinati dalla sua arte e in qualche misura delusi per la mancanza di un pianoforte. Dovendo comporre una colonna sonora per la sua vita, la scriverebbe ex novo oppure a ciascuno dei periodi della sua esistenza darebbe un sottofondo musicale di quel periodo, di qualcosa di già scritto? È una domanda molto difficile. Così non è che le saprei rispondere con sincerità. Io vorrei dare sempre delle risposte molto precise. Qua non riesco a... Certo, forse se lei pensa che ogni periodo della mia professione abbia avuto una musica che si è affermata in qualche maniera, sia per le sue qualità e anche per il successo per il pubblico, e che abbia per me dei significati tecnici di scoperta, di sperimentazione, forse io mi dovrei raccogliere in lunga riflessione e forse le potrei rispondere, ma così non riesco a rispondere. Certamente, se la domanda sua ha questo senso, credo che ci siano. Si può stabilire per certi periodi dei momenti di crescita e di miglioramento, dei momenti dove scattano delle cose e che poi rimangono fino alla successiva esperienza, e rimangono ancora nelle successive esperienze fino alla fine, fino alla morte, fino a quando non scriverò più. Forse questo, se posso dirlo, dei momenti particolari che hanno segnato, così, o per intuizione o per ragioni scientifiche, tecniche, di esigenza di un film. Però siccome la mia attività è duplice, forse anche sono entrate nella musica del cinema certe esperienze che non sono particolari del cinema, allora forse questo arriva a rispondere in parte a poco. Non è una risposta precisa, mi rendo conto, però lo spirito di quello che lei mi chiedeva, mi pare, allo spirito io ho risposto. C'è un brano, Leggenda del pianista sull'oceano. Questo glielo chiedo perché mi sono sempre domandato come nasce nella testa di un compositore una melodia. Il pianista è nel salone e a un certo punto dice all'amico trombettista: vedi quel signore, sicuramente ha preso a prestito lo smoking. Lo smoking perché non è a suo agio. Quel signore mi ispira a questa musica. Vedi quella donna potrebbe essere un'avventuriera, quella donna mi ispira a questa musica. Quando Morricone compone, che cos'è che segue? Immagini che vede, immagini che pensa, esperienze vissute, o come nasce la melodia? No, quelli sono 5 ritratti particolari. Lì c'è stata una descrizione del regista di quello che voleva girare. Io ho improvvisato, perché la musica è stata scritta prima, non dopo. Lui ha dovuto girare, quando c'è un tango quelli lo ballano, quando c'è il mimo che fa 3 passi sì e poi si ferma, 3 passi sì e poi si ferma, quello di terza classe vestito col frac e va lì, quelle sono tutte scritte prima, quindi io ho dovuto scrivere prima di vedere l'immagine. Il regista ha girato sulla musica che io ho scritto prima. Naturalmente avevo discusso molto con lui quelle musiche lì sono poi le più semplici del film, le più infantili, perché il Novecento le improvvisa. Il Max gli chiede, dice guarda quelle lì, e lui fa e quindi era tutto molto da gridare. Sapeva leggere Novecento, non i libri, quelli sono buoni tutti. Ma l'ispirazione invece normalmente dove viene presa? L'ispirazione in generale è poco, quella che la gente che crede che sia ispirazione è veramente poco. È importante quello che uno fa da quella idea, che è l'idea ispiratrice, e poi quello che uno lavora alla scrivania, alle partiture, alla composizione vera e propria del pezzo, che assume una forma di suoni, una forma di ritmi, una forma di timbri, di
una forma dove concorrono tanti elementi che riguardano la musica. Quindi l'ispirazione si dice, non so chi l'ha detto, che l'ispirazione è l'1%, ma la traspirazione è il 99%. Torniamo alla sua biografia. Primi anni 60, conoscendo il Morricone di oggi, dice: cosa può c'entrare Morricone con Morandi, Rita Pavone, Jimmy Fontana e altri artisti dell'etichetta RCA? Lei era l'arrangiatore di tantissimi brani di successo dell'epoca. Sì, uno dei due arrangiatori, eravamo in due lì, in quel periodo. Aveva già scritto qualcosa di serio, chiamiamolo così? No, io ho cominciato a scrivere musica da camera, musica per orchestra, da prima. Da prima, certo. Da prima. Quindi quello era una professione che serviva per la sussistenza. Della serie che sa da fa per campà. Certo. No, non rinnega niente, No, immagino, di quegli anni. Per carità, anzi mi sono fatto le ossa pure lì. Poi, con l'evolversi degli anni 60, il Morricone, che conosce la stragrande maggioranza del pubblico, sono le musiche dei film di Sergio Leone, il genere western, per un pugno di dollari prima, per qualche dollaro in più poi. Anche questo è un ricordo. Ma non che... solo il western. Io ho scritto la musica per 400 film, sì, di allora, western ne ho scritti 30. Però sono in un periodo dove tutti volevano che io facessi western e ne avrei dovuti fare 200. E lei ha fatto Mettello, e io per ho esempio. rinunciato a tanti ha western. Fatto Mettello. Ha fatto Mettello. Mettello non è western. No, appunto. Ma neanche Sacco e Vanzetti è western. Neanche Sacco e Vanzetti. Sul cittadino è un western. Però si parla sempre dei western, che io non disprezzo, ma certo. sa perché questo 8% di film che io ho fatto nella mia carriera che riguarda il western prende qualche volta nella discussione che si fa il sopravvento sugli altri, e questo mi scoccia un po'. Ho visto da come ha reagito alla mia domanda. Però io sarei poi arrivato al fatto che lei ha commentato, per certi versi, la storia della cinematografia in Italia, perché Indagine su un cittadino cosa sono? Gli anni di piombo? 68. A cavallo, fine degli anni 60, primi anni 70, sì. Siamo lì. Mettello con Bolognini invece una commedia... Non mi ricordo, le date esattamente non me le ricordo. Più o meno siamo lì, andiamo almeno per lustri, no? A quale è più affezionato? Di questi film? Di queste musiche che ha scritto, di quelle che sono arrivate al grande pubblico. Anche adesso io devo dare una risposta un po' così, un po'
non, Di solito non si dice, soddisfacente. di solito si dice l'ultimo figlio nato è quello... Quello è sicuro. I due film ultimi che ho fatto, Canone Inverso e La leggenda del pianista sull'oceano, sono film che mi stanno molto a cuore, devo dire, ecco, questa è una cosa che si può dire, perché sono film particolari che non mi erano mai capitati, così vicini come sono, due film musicali, dove la musica ha un predominio realistico, perché i film di Leone avevano la musica, e altri film come Pontecorvo e altri, la musica aveva un'importanza veramente decisiva. Ma in questi due film, Canone Inverso e La gente di Parisa sull'oceano, la musica è nell'interno dell'immagine, gli esecutori sono lì dentro, e quindi questi sono due film che mi stanno molto a cuore, perché sono gli unici della mia carriera dove ho composto la musica prima, perché serviva per girare al regista. Ecco, questo volevo arrivare. Anche il fatto che in questi casi si sia composto prima, mentre, mi corregga se sbaglio ovviamente, non sono un tecnico del settore, normalmente si compone dopo, no? No, sempre si compone dopo, salvo per certi registi come Tornatore, come Leone e come altri. Però quando scompongo prima, per i film di Leone, non è che la musica è in scena, salvo l'armonica a bocca o salvo il flauto di Pan del C'era una volta in America, salvo quelle cose lì, ma la musica non è all'interno dell'immagine, è sempre un prodotto successivo del regista e del compositore, che vogliono che in quel momento appaia una musica che potrebbe non esserci. Mentre invece in questi due film che ho detto, quella musica era essenziale per il film, però il film non si poteva fare se non c'era quella musica, e la musica era essenziale al film. Quindi questa è una particolare che non mi era mai capitato. Sai solo suonare o sai anche sparare? Della musica sarda cosa sa? Io non so molto del folklore sardo, so che mi piace moltissimo, forse uno dei più autentici rimasti non contaminati del folklore italiano. Mi sono interessato al folklore, io frequentavo per pura passione, quando ero studente del conservatorio, l'istituto che teneva Nataletti e Diego Carpitella, che era a Santa Cecilia, e loro andavano a girare per l'Italia il sabato e la domenica a registrare le cose dal vivo delle persone che cantavano questi canti, i canti
quindi andavo spesse volte lì ad ascoltare e mi facevano ascoltare, quindi sono stato molto appassionato del folklore, però non è che ne so molto del folklore sardo. Posso dire una cosa a mio vantaggio, che è questa: 20-25 anni fa venne a casa mia a Mentana una grande cantante sarda che non c'è più, Maria Carta, a chiedere consigli a me, e io gliene diedi alcuni. Mi chiese anche di scrivere un pezzo, ma poi non lo scrissi. Poi le spiego perché non lo scrissi. Adesso, domani, mi aspetta un'altra cantante sarda, Clara Murtas, perché vorrebbe che gli facessi un arrangiamento, e spero di farglielo. Insomma, spero di incontrarla. Lei mi ha detto, il fatto del perché non abbia scritto il pezzo a Maria Carta me lo spiega fuori dalle ragioni sono queste, perché quando parliamo di folklore, il folklore è quello lì, non si deve per niente, non bisogna lavorare sul folklore. Il folklore è quello che cantano i contadini, la gente che se l'è tramandata ad orecchio, nella memoria. Quello è il folklore vero. Che io lo riscriva, il folklore non vale zero, vale zero. Io capisco il folklore reinventato, ricreato, rielaborato, e proprio dove il compositore, come Béla Bartók, per il folklore ungherese, ha preso quelle melodie e le ha fatte cose sue, non quelle melodie, addirittura lo spirito, le scale. Vedete, se guarda il microcosmo di Béla Bartók, vede che tutta musica è ungherese, ma c'è la musica dei zingari, c'è tutto, ma lui si è reinventato tutto, ha riscritto tutto, ha reinventato veramente nei minimi particolari, però rimane il germe. Ecco, io capisco quello che ha fatto Bartók e amo molto queste cose. Non capisco chi scrive oggi una musica del folklore italiano oppure di qualsiasi altro tipo di folklore che è passivo rispetto alla creatura che lo genera. Vuol parlare? È più rumore che suono? No, non è più rumore, bisogna vedere poi chi scrive. Se fanno i botti delle sale da ballo che vanno avanti le ore con sentire una gran cassa che suona, una cassa che suona con un tamburo, questo non credo sia musica, non è neanche minimalismo, non c'è nemmeno invenzione, non è creazione, no, la musica non è oggi tutto rumore. Ci sono delle correnti, la musica ormai oggi è aperta a varie correnti enormi e si aspetta che queste correnti siano dominate da uno solo, da un grande compositore, e chissà che qualcuno ce la faccia in futuro a condensare quest'epoca così indecisa ma precisa nella sua creazione, chissà, speriamo. Attualmente a cosa sta lavorando? Attualmente sto lavorando al film Malena di Giuseppe Tornatore, al film per la televisione Nanà di Alberto Negrin e ad un altro lavoro che non dico, me ne hanno fatto delle domande già, ma non dico il titolo perché è una sorpresa. Per me è un film nuovo rispetto ai 400 che io ho fatto finora. Musica scritta prima? In parte prima e in parte dopo. Ma non è un film musicale però. Dicotonale che sostituisce la parola orecchiabile, che è più comprensibile da parte di tutti, perché nel cinema è necessario la musica tonale, salvo i casi un pochino più difficili, un pochino più rari anche. Io avrò fatto il 10% di film, ma forse anche meno,
tipo Un uomo a metà oppure certi film d'argento di cui non siamo d'accordo su certe cose, ma e altri, una ventina di film dove ho lavorato sulle strutture, sulla musica gestuale, sulle dissonanze, su tutti i parametri della musica contemporanea, ma la musica del cinema poi non era, quelli erano dei divertimenti che io assumevo volta per volta per cercare di divertirmi anche nel cinema e uscire dalla routine normale. Ritorno alla musica per se stessa prima di essere musica del cinema. Io ho scoperto questo dall'osservazione di film che non avevano musica mia. Quindi a poco, sempre più convinto, prima per pura intuizione e dopo per assoluta convinzione, da queste testimonianze vere dei grandi compositori che avevano composto, tra virgolette, per il cinema, come Bach, Mahler, Mozart, anche loro hanno scritto per il cinema, quindi. E convinto da queste osservazioni, io ho cominciato a riflettere bene su quello che doveva essere il comportamento del compositore verso un film. Non mi è piaciuto mai il fatto di dedicare a un personaggio di un film un tema, anche se qualche volta il regista lo chiede. Non mi è mai piaciuto racchiudere un tema dentro una un piccolo spazio di tempo, perché nel tempo noi abbiamo la possibilità di esprimerci, perché non c'è possibilità di musica se non si dà il tempo giusto per esprimersi. Non possiamo fare le bagatelle di Webern in un film, quella è musica pura, assoluta. Quindi quando nel film c'era una possibilità temporale che la musica che veniva data alla musica per esprimersi, ecco, in quel punto scattava questa necessità formale che mi dava luogo di scrivere una composizione, ma di averla già composta prima ancora della scena, anche se la scena non l'avevo vista in quel momento. Ecco, questa è una delle chiavi di quello che Sergio Miceli diceva poc'anzi della conoscenza di molti spettatori, di molto pubblico che rimane impressa certe musiche. Credo che sia per questo, forse, Sergio, non so se io sbaglio. Io credo che questa sia, forse c'è anche qualche altra ragione, forse c'è la semplicità armonica. Io ho sempre cercato di semplificare le armonie. Io ho cominciato a lavorare con accordi di 3 suoni, usando il primo, il quinto, il quarto grado della scala, il terzo, il secondo, il sesto, pochissimo il settimo, nelle armonizzazioni, variandole il più possibile. Questo ha dato la possibilità forse alla gente di ascoltare qualcosa che era orecchiabile. Ma siccome io in questa maniera mi calavo dentro una routine abbastanza normale nell'uso degli accordi semplici o semplicistici, se volete, questo mi dava lo stimolo per riscattare quella voluta semplicità. Come riscattarla? Ecco, mettendo dentro quella semplicità accordale altri parametri che non facevano parte allora della musica, non solo del cinema, ma di anche altre musiche al di fuori della musica colta, che chiamiamo così per adesso per comodità colta. Quindi inserendo dei parametri della musica colta all'interno della musica tonale con un'armonia molto semplice. Questo forse ha dato anche luogo di trovare da parte degli ascoltatori un certo fascino inaspettato, ma nella semplicità di scrittura, che forse non hanno trovato in altri campi musicali e in altri autori. Forse questo, mi domando sempre per quale ragione. Io continuo per la mia strada e quindi credo
forse queste sono delle due buone ragioni per continuare a scrivere per il cinema. L'altro problema del cinema è quello che mi pongo tuttora sempre, e l'ho detto spesse volte all'amico Sergio: potrò fare ancora progressi scrivendo musica del cinema? Ecco, questa è una domanda a cui io non so bene rispondere, perché se io complico, tra virgolette, il discorso del compositore, quello che io devo scrivere per un film, e lo faccio diventare più interessante dal lato musicale, dal lato anche tecnico, il pericolo, dato che il pubblico del cinema è un pubblico non deve essere un pubblico di intenditori di musica, non importa niente, deve essere un pubblico, casomai si intende del film, la musica al servizio del film, del cinema, e quindi deve essere, per assumere bene quel servizio, deve essere chiara, semplice. Quindi se forzo il discorso sui problemi tecnici, forse il pubblico non segue più il film e la musica disturba il film. Questo è il problema. Io mi domando se io potrò fare ancora dei progressi, e vado avanti non rispondendo a quella risposta, vigliaccamente. Vattene! Non mi va che mi guardi mentre muoio.
spesse volte, mia moglie mi è testimone, quando io osavo qualcosa di più in un film, è per questo che io mi domando se posso fare dei progressi ancora, sapevo già che il regista scartava quel pezzo. L'ultimo film che io ho fatto, Vatel, addirittura l'ho detto al regista, ho detto guarda, questo è un pezzo un po' eccentrico ma è giusto per l'epoca, un film del Settecento che uscirà, inaugurerà a Cannes, è un pezzo per 4 voci che è un po' oltre. Se tu prendi questa cosa, molto barocco il pezzo, molto scritto così, ha scartato. Quando, ma no, ma io già quasi lo sapevo, io lo dissi a mia moglie. E quando sono andato a riscrivere i pezzi, quei pezzi lì in un'altra maniera, scrivendo una cosa più mica schifosa, insomma, una cosa che stava in piedi ugualmente, perché poi erano dei pezzi brevissimi, erano dei momenti, mi ero preso quella licenza perché erano dei pezzi di 40 secondi, dove si bruciava, 4 voci si bruciavano in una maniera anche caotica, facendo dei canoni, delle cose, cose di divertimento. Erano dei siparietti nel film, non è che l'avevo messi nel tema principale, queste cose, no, l'ha scartate. E sono andato a riscrivere queste cose. Quando io ho visto il regista per riparlarne, io ho detto, te l'avevo detto io. Te l'hai detto, dicevi sì, perché sei soltanto curioso, ma tu non c'hai il coraggio, perché quelle cose lì vanno benissimo, gli ho detto, andrebbero benissimo. È una scrittura per 4 voci, se vogliamo dire, un risultato di meditazione sull'Ars Nova, ma oggi, capito? Ecco, capite questa mostruosità storica. Altra cosa che mi rende così incerto nella risposta alla domanda che mi faccio sempre è che ogni volta che ho usato, e dove il regista ha accettato però, non come questa volta, ha accettato la mia musica un pochino o sopra le righe, il film non è andato bene presso il pubblico. Allora cosa deve fare un compositore, uno che si vuole ancora divertire, non calare nella routine, cosa deve fare? O smettere o insistere? Boh, non lo so. Quindi rimango ancora con la risposta sospesa, non lo so.
Ho cominciato riconoscendo ai compositori della musica assoluta un elevato grado di libertà, ma di fatto ho portato degli esempi che dimostrerebbero il contrario, senza contare che, rifacendomi ancora all'ultimo esempio chiamato in causa, ferma restando la bellezza assoluta delle cantate di Bach, non potrei definirle un esempio di musica assoluta, bensì applicata, in quel caso all'ufficio liturgico luterano. Primo luogo, se fosse legittimo domandarsene la ragione o non fosse invece preferibile accettare semplicemente l'evento in sé. In secondo luogo mi sono chiesto se fosse giusto ricevere un riconoscimento, e questo vostro graditissimo e grandissimo, in particolare per aver fatto sempre il proprio dovere professionale. L'interrogativo non è retorico, ma credo infatti sia normale per un uomo che esercita con passione e dedizione completa alla sua professione agire come io ho agito, ma in un mondo in cui l'amore per il proprio dovere veramente si coniuga, l'amore per il proprio lavoro, credo infine di trovare la motivazione di questa laurea. E poi aggiungere che fra i tanti riconoscimenti che nel corso della mia vita mi sono stati attribuiti, questo è il più prestigioso, insieme alla nomina all'Accademia effettivo Santa Cecilia ottenuta qualche anno fa. In questa occasione non posso dimenticare di ringraziare il mio grande maestro Petrassi, mia moglie, che mi ha sempre accettato, talvolta soffrendo della mia solitudine, i miei figli, Costanzello Vicente, che per prima ha studiato la mia opera, il professor Antonio Trudo, che mi ha voluto proporre per questo titolo prestigioso, e infine tutti i musicisti che mi hanno voluto bene durante la mia carriera e hanno contribuito ai risultati raggiunti, non solo per altra circostanza, se dico che la felicità e l'onore per questo straordinario riconoscimento sono tranquillezze. La sua relazione è incentrata su un excursus della sua esperienza di vita e così intensa da far percepire a tutti noi qui presenti una sua valutazione sofferta della stessa esperienza che noi consideriamo fortemente impegnata e senza confini. Ho colto due passaggi che voglio riprendere. Uno, quando, rivolgendosi alle nuove generazioni, ha fatto un breve cenno al cinema come arte complessa e forse non pura, e l'altro quando ha parlato di libertà, la libertà degli artisti, e io penso e spero debba essere assoluta, ma soprattutto io spero e penso che questo suo messaggio debba essere valutato per la libertà che tutti quanti debbano conseguire quando si trovino davanti a qualsiasi problema. Il suo insegnamento sotto questo aspetto credo che sia per noi assolutamente un premio aggiuntivo rispetto alla scelta che la facoltà di lingue e letterature straniere ha voluto fare nel conferirle questo titolo. Pertanto, a nome della legge e dei poteri conferitemi, le assegno il titolo di dottore
honoris causa in lingue e letterature straniere. Si chiama? Gabriele. Sarà felicissimo. Le può fare un autografo qui? Grazie. Non viene bene questa firma mia perché non c'ho un tavolo. Pensavo in meglio. Visto? Volevo dirlo perché la complimenti è stato molto emozionante. Veramente. L'uomo che crea emozioni con la sua musica, oggi mi pare che musica a parte l'emozione l'abbia presa lei, no? Sa, ripercorrere tutte le tappe nella memoria mentre leggevo era dura. E vedo che dura anche adesso. Infatti, Ho chiesto a sua moglie di fare un commento, ho detto no, io non parlo mai, fate parlare lui. è difficile poter dire qualcosa. È un'emozione fortissima e diventa una specie di moviola cinematografica veloce che passa nella mente mentre uno legge. Io ieri le ho fatto una domanda, dovendo musicare la sua biografia ricomincerebbe da capo o userebbe musiche già scritte? Le ripeto la domanda adesso. No, la musica è già scritta. Non voglio perdere tempo pensando al passato, devo pensare all'avvenire.